L'aspetto più complicato per affrontare il lockdown è proprio la capacità di accettare questo momento di pausa della nostra vita, trasformandolo in un'opportunità. Noi siamo sempre di corsa, la nostra quotidianità è fatta di tempi brevi. Passiamo il tempo a cercare attraverso il telefono, il computer, a guadagnare tempo, ma non si capisce mai questo tempo guadagnato dove lo mettiamo di fatto. E quindi questa potrebbe essere effettivamente una pausa che noi utilizziamo per il nostro benessere, come se l'avessimo decisa noi. Quindi cambiare un obbligo con una opportunità. Decidiamo che questa è la nostra opportunità per ritrovarci e per riflettere sulla nostra vita e su quello che possiamo fare all'interno dei nostri spazi, che sono la casa, che sono la famiglia, sono le relazioni amicali, sono i nostri progetti anche di approfondimento di alcune fasi. Inutile dire che è necessario e anzi è opportuno fare attività fisica, stare il più possibile al sole e all'aria aperta, perché questo induce la produzione di serotonina che fa bene proprio all'umore e quindi si dorme anche meglio. Aggiungo, non dipendete completamente dalla televisione. Allontanatevi dalla televisione e utilizzatela come uno strumento informativo al massimo una volta al giorno. Non cercate continuamente di avere informazioni sui numeri, perché in realtà questi numeri che vengono dati servono ai politici per fare delle progettualità e ai clinici per capire di cosa stiamo parlando e qual è la situazione. Quindi evitate assolutamente di avere un atteggiamento di dipendenza da queste informazioni. Non ci servono e quindi le possiamo cancellare. Utilizziamo la televisione per vedere delle cose che non parlino di epidemia, non parlino di Covid, non parlano di malattia e di rischio di morire. Quello che voglio dire è che dobbiamo cercare in tutti i modi di esorcizzare la paura di morire. Questo è quello che c'è dietro a tutte le nostre ansie. La paura di morire e di soffrire. Ma l'altro aspetto che vorrei sottolineare, oltre alla paura di morire, è l'impotenza. Cioè noi siamo inseriti in una condizione di totale impotenza, come se altri in questo momento avessero in mano la nostra vita, ed è proprio così, di fatto, e potessero decidere quando noi possiamo uscire, quando noi possiamo andare a fare la spesa, quando noi possiamo andare a fare una camminata. Questa è una situazione alla quale noi non siamo abituati ed è una situazione che dobbiamo più che accettare, trasformarla in un'opportunità per farne una possibilità di sviluppare la nostra forza. Noi abbiamo una potenza interiore enorme. In questo momento posso darvi solo delle piccole pillole, dei piccoli suggerimenti su alcune cose. Intanto quello di avere uno spazio proprio personale all'interno del quale creare una condizione dove possiamo rimanere seduti senza essere disturbati, chiudere gli occhi e concentrarsi almeno per 5 minuti al giorno sul nostro respiro. Ora, sembra semplicissima questa cosa, ma vi garantisco che ha una potenza e un'efficacia incredibile. Un'operazione che vi permette intanto di essere coscienti del respiro. Ma facendo questa azione diventate consapevoli anche del vostro corpo e vi capiterà che nel momento in cui cominciate a respirare in modo consapevole anche il vostro corpo decida di mettere meglio la schiena, di aggiustare i piedi, di muovere le braccia in modo da essere più comodi. Quindi la consapevolezza del respiro ma anche del proprio corpo. Detto questo, voglio proporvi e consigliarvi la lettura di un vecchio libro di Paulo Coelho che è il manuale del guerriero della luce e vi propongo 2 frasi del prologo, quindi questo è proprio il prologo. Un guerriero della luce, per quanto ansioso sia,
sfrutta ogni risorsa strategica per raggiungere l'obiettivo. Questo ripete quello che vi ho suggerito. Noi siamo in un momento in cui la nostra vita ha dei limiti che ci vengono imposti dall'esterno. Se la viviamo con rabbia, con la paura di non farcela e attiviamo la paura, rischiamo veramente di ammalarci, ma ci ammaliamo di tristezza, di solitudine e di paura. Se invece decidiamo che ancora una volta ce la possiamo fare e determiniamo degli obiettivi, niente può fermarci. Il guerriero della luce può affrontare qualunque tipo di difficoltà. La seconda frase: un guerriero della luce sa ciò che vuole e non ha bisogno di spiegare nulla. Anche questa è una frase bellissima. Sa ciò che vuole, riporta al pensiero che avevo fatto all'inizio: dobbiamo assolutamente ricordarci chi siamo, quali sono i nostri progetti e dove vogliamo andare. Nel momento in cui nella nostra mente saranno chiare queste azioni e quindi avremo la capacità di ricordarci qual era la nostra vita e all'interno di questa vita quali erano le cose che volevamo fare, in questo momento attiveremo un'energia che ci permetterà di realizzarle in tempi diversi, in modi diversi, ma senza nessuna difficoltà. In bocca al lupo!